Difendi, tripla, attacca, manda a segno quella palla. Fischio d'inizio, comincia il programma. Penalty play, ok. La curva salta, ole, ole. Accendi quella TV, ole, ole. Presenta Tortorici, ole, ole. Commenta il doppio incontro, ole, ole. Canale 78. Se cerchi il meglio del calcio dilettantistico, ci Tortorici allo schermo, il canale è giusto, bro. Manda a segno quella palla e fai gol. Qui niente fuffa, si commenta il vero sport. Rivedi le partite coi protagonisti, l'allenatore, il calciatore, i giornalisti, i punti di vista, i risultati e le classifiche. Qua si fa calcio, non si pettinano bambole. Difendi, tripla, attacca, manda a segno quella palla. Fischio d'inizio, comincia il programma. Penalty play, ok. La curva salta, ole, ole. Accendi quella TV, ole, ole. Presenta Tortorici, ole, ole. Commenta il doppio incontro, ole, ole. Canale 78. Lo sport, il calcio e non solo. Tutto questo è Penalty Play. Gli approfondimenti sportivi, le notizie, gli ospiti, le interviste dal mondo dell'attualità, la cultura e lo spettacolo. Penalty Play, curato da Ettore Tortorici. Buon pomeriggio amici di Penalty Play, ben ritrovati su Gold 78, canale 78 del digitale terrestre per una nuova puntata dell'approfondimento sportivo e non solo, appunto su Gold 78 direttamente da Catania. Oggi venerdì, no che dico, oggi mercoledì, mi sono confuso, sapete perché? Perché con il fatto che venerdì ci sono i Penalty Play e i Penalty Awards abbiamo un po' perso i nostri orientamenti perché insomma il lavoro di preparazione a questo evento è talmente considerevole ed importante che abbiamo veramente smarrito i giorni. Oggi è mercoledì e quando c'è l'appuntamento del mercoledì non può mancare assolutamente invece chi è molto calmo e sereno e tranquillo, ovvero il nostro Gianluca Virgillito. Ciao Gianluca. Si fa per dire, buongiorno. Sei l'opposto del sottoscritto che è talmente gasato in prospettiva Penalty Awards che ha un po' confuso anche i giorni. Diciamo che io la nascondo l'adrenalina del momento perché stasera c'è una partita molto importante, no? di cui parleremo, diciamo mi contengo, ecco. Senti, ma sei abbastanza carico e ottimista per la partita di questa sera? Ottimista per forza di cose, perché il Catania ci arriva da squadra secondo me assolutamente più forte, abbiamo capito ormai che però gli ostacoli sono sempre dietro l'angolo, quindi il giusto ottimismo ma anche un pizzico così di aspettativa perché voglio vedere come approccia questo Catania a questa partita. Tra l'altro lo stadio non è che sia tanto grande, quindi non ci saranno tanti tifosi al seguito, quelli soprattutto della zona magari andranno a vedere la partita, ma comunque lo stadio è piccolino proprio. Ma questo sai è un fattore che mi preoccupa, no? Il fatto di andare a giocare in un catino del genere, pochi tifosi ma molto agguerriti, un campo difficile, secondo me proprio questo potrebbe essere un fattore. Ovviamente speriamo non lo sia in negativo per il Catania, che comunque ha il vantaggio poi di giocare il ritorno in casa, sperando che il Massimino finalmente nel momento clou della stagione lo diventi un fattore assolutamente, positivo. Assolutamente. Chiaramente voi di Massport, il portale che parla dello sport italiano, insomma avrà un riferimento particolare anche sull'incontro di questa sera? Allora, italiano e non solo, perché anche internazionale, certo. Comunque certo, ovviamente seguiremo anche noi i playoff di Serie C, benissimo. Sì. Abbiamo parlato di Massport, allora insomma salutiamo il debutto televisivo tra l'altro di un giornalista di Massport, ovvero Vittorio San Giorgi. Ciao Vittorio, ben trovato. Ciao Gianluca, buon pomeriggio anche a quanti ci seguono. Sì, una partita importante quella di stasera e vedremo, moderatamente ottimista perché la Feral Pesaro non è una squadra da sottovalutare assolutamente. Infatti, assolutamente, proprio perché magari forse non la conosciamo più di tanto. Esatto, no, perché magari giustamente chi segue magari il girone C per il Catania non presta tanta attenzione agli altri gironi, però c'è da dire che la squadra bresciana comunque ha fatto davvero bene in un girone che al di là del Padova capolista che poi ha vinto certo. praticamente dominando, per quanto riguarda le altre squadre era molto, molto combattuto. E poi soprattutto ha eliminato l'Alessandria, esattamente. Cioè non una squadra ultima arrivata. No, probabilmente la favorita forse insieme al Catania all'inizio di questi playoff. Ha Infatti. vinto sia in casa che in trasferta con l'Alessandria, quindi
molta attenzione a questa squadra perché ha tanti elementi davvero interessanti. Insomma, vedremo perché insomma gli argomenti nella puntata odierna di mercoledì non mancano. Subito i contatti per interagire con noi di Penalty Play 328 5358 101. Io ho la capacità di non ricordare mai il numero telefonico. Prima o poi ce la farai, dai. Prima o poi ce la farò, chissà. Eppure siamo già arrivati alla 29esima puntata, eppure non ricordo mai. Grazie dalla regia, mi mandano la schermata, quindi dicevo 328 5358 101 e poi l'indirizzo email formattvpenaltyplay@tiscali.it e siamo anche in diretta live su Penalty Live sul social club Facebook. Dunque, da dove iniziamo? Io direi di iniziare da Salò, perché abbiamo belle immagini di questo centro che si affaccia sul Garda, sul lago di Garda, che è un po' il sogno anche un po' degli innamorati, no? Nel senso che, a parte insomma la storicità del luogo, è un posto che porta serenità, tranquillità. Sarebbe stata una vacanza ottimale anche per i tifosi catanesi se avessero avuto modo di insomma raggiungere questa bella ridente cittadina. Ricordiamo infatti che la trasferta è stata purtroppo vietata ai tifosi rossazzurri in Sicilia. Quindi quelli magari che sono residenti fuori dalla Sicilia invece hanno potuto acquistare il biglietto. Questo è un peccato, come dicevi tu, è un centro molto tranquillo anche dal punto di vista calcistico. Ovviamente non ci sono le pressioni che ci sono a Catania, questo penso che sia abbastanza scontato. Sarà una squadra, quella di Toscano, che potrà approcciare al match con grande tranquillità, nella consapevolezza di andare ad affrontare una squadra, come dicevate voi, come abbiamo detto anche in apertura, che ha comunque delle qualità, ma che non è la favorita. Giusto Gianluca. Diciamo che non è la favorita. Diciamo che purtroppo, per fortuna, questo lo dobbiamo ancora capire, il turno precedente dei playoff, cioè il primo della fase nazionale, ha eliminato squadre che secondo noi potevano arrivare fino alla fine. Abbiamo detto l'Alessandria, ma non dimentichiamoci il Trapani, il Pisa. Ma questo stop di 24 giorni alla fine può risultare fatale, e poi voglio dire anche Vittorio, può risultare fatale per insomma l'impatto alla gara da parte dei giocatori del Catania, Gianluca? Assolutamente no, 24 giorni che servivano per recuperare determinati giocatori come Lodi, anche là davanti Curiale non è stato benissimo, spero sia carico, abbiamo visto anche delle storie su Instagram, lui è uno molto social, quindi secondo me 24 giorni ci volevano tutti, c'è stato anche il tempo per i mental coach di andare a lavorare, si è lavorato molto sulla tattica, Lucarelli ha detto di aver studiato nuove mosse anche per i calci piazzati, quindi le palle inattive, sfruttando proprio Francesco Lodi, quindi erano dei giorni che secondo me servivano assolutamente. E poi, diciamocelo francamente, andare a saltare tutti quei turni prima di oggi non è male. Ben venga quello che è successo effettivamente. Sì, per forza. Allora, se Gianluca ha detto che insomma sono stati preparati insomma varie situazioni nuove da parte di Lucarelli, Vittorio, io chiedo, ma dal punto di vista fisico, atletico, il Catania potrebbe trovare uno svantaggio del fatto che si è fermato 24 giorni, mentre invece il Feral Pisalò insomma ha fatto tutti i playoff, quindi ha una gamba forse più tonica? No, probabilmente sì, anche perché comunque la Feral Pisalò viene da risultati clamorosi, perché la stessa vittoria con l'Alessandria comunque ha caricato molto l'ambiente, e quindi sì, c'è la fatica di aver affrontato praticamente un anno stop dopo il campionato, però è anche vero che in queste occasioni viene fuori la carica e magari quell'energia che ti permettono anche di andare oltre, diciamo, magari la fatica fisica. Secondo me questa è la vera incognita del Catania, perché è vero che si è lavorato bene, che anche con l'introduzione dei mental coach probabilmente serviva, diciamo, questa pausa, però è anche vero che il Trapani ne ha sofferto molto e praticamente ha giocato una settimana prima rispetto al Catania. E quindi insomma vedremo, sicuramente era necessario un lavoro importante perché non giocando chiaramente vengono meno poi certe dinamiche. Gianluca. Ma io dico che il Trapani non ha incontrato secondo me difficoltà dal punto di vista fisico. Ha incontrato un Cosenza forte. Ha incontrato sicuramente un Cosenza molto molto forte che ha tutte le carte in regola per arrivare fino in finale adesso. Però soprattutto è inciampato nell'errore che ha commesso per tutta la stagione regolare, essere incostante, non metterci la testa, non approcciare le partite con il giusto atteggiamento. Anche qui il Catania è atteso da una prova del 9 molto importante secondo
secondo me. Eh beh, immagino. Parliamo di questa partita, abbiamo una schermata su quelle che sono le probabili formazioni che scenderanno in campo questa Sì. sera a Salò. Siamo tutti convinti che comunque, a prescindere da chi scenderà in campo, ci vorrà determinazione, coraggio, forza, voglia e soprattutto anche un po' di fortuna, perché il pizzico di fortuna in un playoff è assolutamente importante. Per te quanto contano i numeri? Ma per me i numeri contano fino a un certo punto, perché poi tu puoi schierare quella che sulla carta tatticamente è la migliore soluzione, però se poi alcuni giocatori messi in determinate posizioni non rendono, tutta la squadra soffre e quindi è fondamentale la singola persona per vivere bene il contesto di un modulo. Secondo me, ovviamente tu hai detto una cosa che per me è un'ovvietà, è giusto, l'atteggiamento deve essere, a prescindere, a monte un aspetto importante, però secondo me il 3-5-2 è la chiave tattica giusta per andare ad affrontare questa sfida in trasferta. Riguardiamo di nuovo la formazione e andiamo nei dettagli, quindi il Catania dovrebbe scendere con un 3-5-2 come tu stesso ci hai anticipato, la difesa a 3 con Blondet, Aia e Bogdan. Sì. Punto interrogativo, ma Marchese allora in un certo senso, insomma, è stato fatto fuori? No, fatto fuori no, credo che anche per quello che si è visto nel filone della stagione regolare sia giusto dare spazio a chi ha più gamba, no? Tu prima facevi Certo. questo discorso, ho visto un Marchese in calo ma che comunque a partita in corso con la sua esperienza anche messo lì sulla fascia potrebbe dire la sua. Io diciamo ho cercato di evitare in questa schermata evitare diciamo i ballottaggi, Sì. ce n'è uno soltanto che in realtà mi lascia molto così il dubbio, infatti l'ho inserito, che è quello della fascia destra. Anche se io credo che Barisic ha più chance di giocare rispetto a Anche secondo me, però mi faceva notare anche Vittorio prima di andare in onda, la possibilità di vedere Porcino sull'out di sinistra potrebbe far pensare mister Lucarelli di schierare un giocatore un po' più difensivo all'altra parte per andare poi a ripiegare in fase difensiva, quindi piuttosto Sì, che Barisic sì, che è un attaccante certo, diciamo certo. dal punto di vista delle caratteristiche Beh, Porcino tecniche. l'abbiamo visto nelle ultime partite, è andato bene, aveva questa determinazione fondamentale. Tu come la vedi, Vittorio, sotto questo punto di vista, la lettura di Gianluca con appunto Porcino a sinistra, che potrebbe avere un doppio ruolo, no? Di rilancio e di copertura in un momento di bisogno? No, credo che sia corretta, perché obiettivamente anche in base a quelle che sono state le ultime parole di Lucarelli, il Catania vorrebbe andare a Salò per fare la partita e per cercare di mettere un'ipoteca sulla qualificazione già dalla gara d'andata. Quindi sicuramente un uomo, un giocatore come Porcino che è in grado di assicurare quella spinta e dare più gamba alla manovra del Catania, ma anche diciamo di operare in fase difensiva, potrebbe essere fondamentale. Assolutamente. Rivediamo di nuovo la schermata della formazione, perché così capiamo bene anche questo centrocampo non vede ai nastri di partenza Mazzarani. Come mai, Attenzione, secondo te, Gianluca? anche lì ci potrebbe essere un ballottaggio. Io ho cercato di Rizzo eliminarli, o Rizzo? esatto, io ho cercato di eliminarli tutti, anche secondo quella che era la mia lettura. Mazzarani mi sembra il giocatore che a partita in corso può spezzarla questa partita, ecco, spiegato il motivo per cui secondo me partirà dalla panchina, mentre Rizzo può anche contenere. Diciamo, è anche sì. un Catania un po' guardingo, della Esatto. serie vediamo cosa E fanno io volevo loro dirti- e noi ci leggiamo poi. Volevo dirti esattamente questo, cioè che ne possa dire Lucarelli che dice vogliamo andare ad imporre il nostro gioco, secondo me in realtà lui è stato estremamente tattico nel preparare questa partita e secondo me ha ragione di farlo perché deve guardare anche cosa fa l'avversario e poi può scatenare giocatori come Russotto che finalmente vanno ad occupare la porzione del campo giusta, cioè lì come seconda punta o trequartista. Ecco, questa scelta di Russotto, e poi sentirò anche di nuovo Vittorio, oltre che chiaramente la tua opinione, io credo che la scelta di Russotto di accentrarlo proprio più da seconda punta che da punta esterna potrebbe essere effettivamente, insomma, anche un po' una mossa a sorpresa, quindi evidentemente in questi 24 giorni è stato provato con una certa continuità proprio in questa zona del campo. Assolutamente sì, secondo me è un giocatore che può essere determinante nel novero di questi
di questi playoff. Sappiamo che lui ha vissuto un'annata un po' particolare, in positivo, la nascita del figlio, il grande entusiasmo che Catania gli ha riservato anche per il suo affetto dimostrato più volte nei confronti della città. Poi dal punto di vista tattico e tecnico, secondo me lui è il giocatore che deve stare lì, perché lui ha come caratteristica tecnica una caratteristica pregnante su tutte le altre: prende la palla e poi va come un trattore fino ad arrivare in porta. Lui è questo, non ragiona molto, prende la palla, cerca di saltare gli avversari e tira, non pensa spesso e volentieri, tant'è vero che come esterno tante volte l'abbiamo visto andare verso l'out e poi concludere lì l'azione perché non sapeva cosa fare. Assolutamente, esatto. assolutamente. Vittorio, però è anche vero che insomma ci siamo un po' dimenticati che il Catania ha anche un'altra punta effettiva, no? Che comunque un po' è stata messa da parte. Ripa potrebbe diventare anche un po' la mossa a sorpresa, magari nella seconda parte della partita. Sì, probabilmente a partita in corso, poi molto dipenderà secondo me da come andrà la partita, perché innanzitutto una cosa che secondo me bisogna notare è quella che entrambe le squadre comunque giocheranno col 3-5-2, quindi un po' a specchio. Si ripropone sotto quello che era il tema di Lucarelli, diciamo quello dei confronti tra i singoli, e qui probabilmente potrebbe essere la carta vincente per il Catania, puntare soprattutto diciamo nello scontro tra i quinti di centrocampo e sulle singolarità che sappiamo che il Catania dovrebbe essere quantomeno sulla carta favorito. Ripa sì, stagione un po' deludente, però Stagione i un po' playoff deludente, potrebbero essere sì. appunto quell'occasione di rilancio. Secondo me dipende tutto dall'impiego o meno di Barisic, perché se Barisic va sull'esterno Ripa potrebbe avere delle occasioni, se Barisic invece parte dalla panchina Ripa ha E la mossa a sorpresa sbarrata. potrebbe anche essere Mané, quindi rivoluzionando tutta la fase d'attacco. Guarda, io... Oppure tu pensi che Mané eventualmente potrebbe essere una pedina successiva? Sinceramente io lo impiegherei a partita in corso, anche perché lui ha un unico grande difetto che abbiamo visto nel corso della stagione regolare, cioè perde molti palloni in fase di impostazione. È molto bravo a superare l'uomo, ma quando non ci riesce presta il fianco a delle ripartenze mortifere. Non vuole rischiare. Secondo me ci sta Lucarelli che parta non dalla vuole panchina, rischiare. visto anche quelli che sono gli uomini di cui può disporre. Beh, comunque è certa che la panchina del Catania a Salò sarà una panchina pesante, no? una Giocatori signora che panchina, possono anche sicuramente. dare una svolta a partita in corso, e non tutte in questo momento in Lega Pro possono disporre di una panchina così lunga. Pensa per esempio a Di Grazia, no? Che non abbiamo neanche menzionato, che secondo me è un giocatore che meriterebbe di essere titolare non solo nel Catania ma in qualunque altra squadra. Eppure no? da noi quest'anno ha qualche piccola difficoltà, non soltanto secondo me tattica, però vabbè, questo è un mio pensiero. Ma sai, tra l'altro, una critica che è stata mossa per esempio a un giocatore come Semenzato, no? Perché tu mi hai fatto pensare proprio a questo aspetto, no? Sì. Ambientale, logistico. Semenzato è stato molto criticato, ma si è detto anche che probabilmente non si è inserito in quello che era il contesto del girone C. Attenzione, perché adesso c'è una prova del 9 importante, perché Certo. non vai più ad affrontare squadre del girone C, adesso diciamo la competizione è nazionale. È Tra nazionale. l'altro la Feral Pesaro è una squadra che lui ha affrontato l'anno scorso con il Pordenone, Esatto, ha fatto anche i playoff, sì. quindi forse da questo punto di vista potrebbe trovare anche a livello mentale quello slancio che magari non ha trovato nella Certamente. stagione regolare. Vogliamo sentire anche il Feral Pisalò, e lo facciamo subito con la conferenza stampa di Domenico Toscano, è proprio il mister del Feral Pisalò. Credo che siamo rimasti in 8. Chi è che non sogna di questi 8 di arrivare al 16 giugno? E noi siamo una di quelle. I ragazzi sono stati bravissimi, straordinari, eccezionali a crearsi questa opportunità. Come se la sono creati con l'Alessandria, col Pordenone, con l'Albino Leffe, sono creati un'altra opportunità. È un treno che sta passando. Ho detto ai ragazzi, non so quante altre volte passerà questo treno in questo modo e qui, perché potrà passare magari che il prossimo anno la Feralpi ci arriva da seconda o da decima, ma come sta passando adesso per il percorso che stiamo facendo non so quante volte passerà. C'è da prendere questo treno, siamo consapevoli di affrontare una squadra blasonata, forse insieme all'Alessandria la squadra più forte della Lega Pro. Sarà un piacere affrontarli, perché questo è il bello del calcio, giocare queste partite. Mi auguro che sia una bella partita. Apro una parentesi, voglio fare i complimenti alle terne arbitrali che hanno arbitrato questi playoff, perché sono stati veramente all'altezza dei playoff, perché sono partite tirate,
partite uniche dove è alta la posta, dove è difficile gestirle, però abbiamo avuto delle terne arbitrali bravissime, e mi auguro che domani sia altrettanto una terna arbitrale all'altezza, perché per essere una bella partita ci vuole una terna arbitrale all'altezza. Sono sicuro che sarà così come nelle altre gare. Poi vinca il migliore, se saranno più bravi di noi gli ristringeremo la mano, però noi ce la vogliamo giocare con tutte le nostre qualità e con tutte le nostre forze. L'ho detto quando sono iniziati questi playoff, è tutta la testa che spinge le gambe e soprattutto il cuore. Questi ragazzi ne hanno tanto, ne hanno dimostrato in queste gare, sono convinto che lo dimostreranno anche domani. Poi non siamo stati stanchi dopo 3 giorni, questa settimana abbiamo avuto 7 giorni per prepararla meglio. Paradossalmente dovremmo essere meno stanchi e meno... L'errore che possiamo commettere è di arrivare scarichi mentalmente e di energie mentali pensando che abbiamo fatto il massimo con l'Alessandria. Non è così, perché questa squadra può crescere tanto, può migliorare, poi il risultato dipende da tante componenti, però può migliorare settimana dopo settimana, questa squadra l'ha dimostrato. L'errore che possiamo fare è sentirci bravi, cosa che sicuramente non commetteranno i ragazzi, perché sono arrivati a questo punto a giocarsi questa opportunità con grande umiltà, con grande lavoro, con grandi sacrifici, e questo pericolo credo che non si correrà. L'altro errore che possiamo fare è commettere gli errori che abbiamo commesso all'andata con l'Alessandria, perché è una squadra, il Catania, che se la fai giocare a campo aperto in certe zone del campo diventa pericoloso. Dobbiamo limitare i loro punti, le loro qualità, che sono tante, tirar fuori le nostre, che sono altrettanto importanti, e l'abbiamo dimostrato, e poi ripeto, spero che sia una bella partita e che vinca il migliore. Abbiamo fatto diversi gol in queste playoff, creando situazioni da gol, non in modo casuale, non in modo fortuito. Io non credo tanto ai numeri, però a volte devi dare la giusta importanza, e i numeri oggi dicono questo, perché poi secondo me i playoff è un campionato a parte dove la posta in palio è alta, la concentrazione è più intensa, quindi le giuste valutazioni vanno fatte in queste gare. Poi ripeto, sono partite a sé, noi la dobbiamo affrontare come se fosse una partita secca. Pensiamo a domani, cerchiamo di tirare fuori il massimo della prestazione che possiamo fare. Poi a fine gara vedremo cosa siamo riusciti a ottenere. Non è un pensiero che ci deve passare. Dobbiamo fare la gara non pensando né alla gara di ritorno, né ai diffidati, a niente, a pensare ai 95 minuti che ci saranno domani, che saranno sicuramente dei 95 minuti intensi. Credo che sia tutto l'organico del Catania da temere, come era lo stesso l'Alessandria. Non hanno alternative in ogni reparto del campo, hanno qualità, forse non solo doppioni, anche 3 giocatori per ruolo di levatura importante, quindi hanno un organico di spessore, non è l'individualità che devi andare a guardare, ma quanto l'organico nel suo complesso. Poi è normale che nel complesso hanno dei giocatori che hanno caratteristiche spiccate che possono determinare il risultato, però noi dobbiamo guardare a noi, alla nostra prestazione e come ci arriviamo a domani. Insomma, da quello che abbiamo capito, Toscano se la giocherà questa partita, perché è conscio che comunque davanti al blasone del Catania il Feral Pisalò metterà giustamente tanto, la tenacia, la determinazione, il fatto che si gioca in casa la prima partita, e poi anche probabilmente il fatto anche che insomma, il Feral Pisalò arriva da alcune partite decisive dove ha dimostrato anche il proprio valore tecnico. E questa è una cosa che bisogna sempre tenere in considerazione anche da parte del Catania. Posso dire una cosa un po' cattiva, tra Dillo. virgolette.
tra tutte le squadre che si potevano affrontare, io speravo di non incontrarne una che avesse un vecchio Volpone in panchina, no? Purtroppo il Catania lo va ad incontrare perché Toscano è un allenatore molto intelligente, no? Un allenatore che sa impostare la propria squadra. Io sarei curioso di capire, di sapere prima della partita ovviamente cosa c'è nella testa di Toscano, cioè cosa intende per andarsi a giocare la partita, perché se il gioco del Feralpi Salò è quello di andare a, diciamo, togliere la palla al Catania e quindi sostanzialmente un gioco di rottura più che di costruzione, allora lì secondo me il Catania incontrerà grandissime difficoltà. Siccome non manca a Toscano saper studiare l'avversario, credo proprio che si giocherà lì, cioè sarà un non gioco più che giocarsi la partita. Beh, non avrebbe neanche senso comunque non giocarsi la partita, perché giochi in casa, devi comunque cercare di ottenere un risultato positivo. Però dipende come lo fai, cioè se tu prendi palla e cerchi di costruire il gioco, fai il gioco, scusate il gioco di parole, del Catania, no? Perché tu presti il fianco all'avversario, il Catania riparte e ti fa gol, mentre secondo me sarà un gioco molto di attesa, quella della squadra di Toscano, e questo mi preoccupa molto. Per esempio la partita di ritorno con l'Alessandria ci ha detto questo, l'Alessandria che doveva spingere era in casa e prende 3 gol, perché sta affrontando una squadra intelligente, il Catania deve essere consapevole di questo. Quindi insomma tatticamente deve essere una partita giocata un po' a scacchi, Vittorio, no? Cioè deve essere una partita che va studiata istante per istante mentre i giocatori sono quasi in campo. Sì, sicuramente, perché credo anch'io comunque che Toscano avrà preparato la partita cercando di impedire al Catania di fare il suo gioco, perché l'abbiamo visto durante questa stagione che le squadre che hanno messo più in difficoltà il Catania sono state appunto quelle che non se la sono giocata a viso aperto, però hanno invece provato a spezzare soprattutto a centrocampo le fonti di gioco del Catania. Quindi vedremo, sì, i momenti saranno fondamentali. Bene, bene, bene. Vediamo la schermata dei playoff. Si giocherà chiaramente questa sera a partire dalle 20:30. Saranno 4 gli incontri, oltre naturalmente a Feralpi Salò Catania ci sarà questo Cosenza San Benedettese, Reggiana Robur Siena e poi Viterbese Sud Tirol. Voglio parlare un po' di Cosenza San Benedettese prima di sentire un po' il parere anche dei nostri opinionisti della puntata odierna. Guardiamoci il servizio di preparazione tra Cosenza e San Benedettese. In giornata è stata superata la soglia dei 5.000 tagliandi venduti, la tribuna A è esaurita e si attende il via libera per aprire al pubblico anche il settore della tribuna B, mentre le curve vanno a gonfie vele. Cresce a Cosenza l'attesa per la sfida playoff contro la San Benedettese. Il match d'andata del San Vito Marulla andrà in scena domani alle 20:30. Braglia si aspetta un grande sostegno dalla tifoseria. Mi aspetto che domani i nostri tifosi riempano questo stadio e che ci diano una mano ad andare oltre le nostre aspettative, le nostre possibilità, perché a volte succede anche questo nel calcio. Match difficile con l'handicap di dover vincere almeno una delle 2 gare. A parità di punti nell'arco dei 180 minuti, infatti, a passare il turno sarebbe la San Benedettese per il miglior piazzamento ottenuto nella regular season. Formazione granitica quella marchigiana, assai temuta dal tecnico silano. Una squadra tosta, una squadra che ha dei valori importanti, dove c'è un attaccante fisico bravissimo in area come Miracoli, c'è Bellomo che gli gira dietro, ci sono giocatori di spessore, questa è una squadra forte, una squadra costruita per arrivare fra le prime 5, noi dobbiamo stare attenti a tutto e fare una grande partita. Intanto nella notte ignoti hanno danneggiato il pullman della San Benedettese invitivo all'Hotel President di Rende, lanciate alcune pietre contro le vetrate dell'automezzo, parzialmente andate in frantumi. L'episodio è stato denunciato ai carabinieri. Vigilia abbastanza intensa quella tra Cosenza e San Benedettese, l'incontro di playoff nazionale. Certo, il fatto che potenzialmente né Cosenza né San Benedettese possono eventualmente far parte di un possibile scontro successivo contro il Catania un po' ci rasserena, però è anche vero che potrebbe arrivare in finale. Potrebbe arrivare in finale questo scontro, no? Certo, potrebbe arrivare contro una delle due. Devo dire che temo molto il Cosenza
per ovvie ragioni, perché è una squadra che in questo momento ha entusiasmo, perché ha inseguito una rimonta importante nel girone, perché ha dimostrato già col Trapani di avere le individualità giuste per provarci. Poi non me ne voglia nessuno, secondo me la San Benedettese è una squadra che si può affrontare, non è un avversario di quelli, sai, che Secondo me è più difficilissimo, partita battibile aperta. rispetto al Cosenza, è più battibile però rispetto al Cosenza. Anche secondo me. Bene, allora sentiamo un pochettino notizie da San Benedetto del Tronto. Passano i giorni e l'entusiasmo cresce, passano i giorni e la Samp inizia a capire che l'opportunità è di quelle grosse. Nella Riviera delle Palme si inizia a pensare in maniera sempre più insistente alla Serie B, ma sulla strada ancora lunga che porta alla gloria il prossimo avversario non è di quelli da sottovalutare. Il Cosenza di Braglia è forse la squadra più in forma dell'8 playoff, ma il presidente Franco Fedeli sa già che partita devono fare Bellomo e compagni per gettare le basi sul passaggio del turno, già a partire dal match di andata in terra calabra mercoledì sera. La partita che ha fatta con il Piacenza in casa è l'unica partita, è l'unico modo per poter venirne fuori. Se andiamo determinati come abbiamo fatto con il Piacenza, sicuramente possiamo fare una bella figura. Io credo che se andiamo noi a Cosenza con la determinazione che abbiamo messo in campo con il Piacenza, sicuramente faremo una grossa partita. La Samp si presenta come testa di serie e ha dalla sua parte 2 risultati su 3. Ecco perché anche un tipo ambizioso e sempre propenso alla vittoria come Fedeli non sarebbe troppo dispiaciuto nel tornare dalla punta dello stivale con un pareggio in tasca. Ma in ultima analisi mi andrebbe bene anche un pareggio, però se riusciamo a portare via la vittoria diventa tutto più facile poi al ritorno. Guai però a fare i calcoli. Se noi cominciamo a fare i calcoli, possiamo perdere, vincere il ritorno, sbagliamo tutto quanto. Facciamo la nostra partita adesso all'andata, poi penseremo al ritorno. Intanto l'entusiasmo cresce e Fedele ha il suo bel da fare per contenerlo, come quando nel corso di Qui Pro qualche tifoso gli ha promesso una statua in caso di promozione in Serie B. È stata fra un altro, ne preferisco. Ma Presidente porta il Serie B, sicuramente anch'io gradirei di andare in Serie B, non crediate che almeno no, però aspettiamo, stiamo con i piedi per terra perché a volte le delusioni sono un po' brutte. Noi viviamo la giornata, andiamo avanti con il nostro cammino, speriamo di passare anche questo turno, poi la semifinale, poi speriamo nella finale a Pescara. Dice bene il presidente rossoblù, meglio ragionare step by step perché il prossimo gradino non è facile da scalare. La strada però è quella giusta. Secondo un po' tutti però conta poco il fatto di avere 2 risultati su 3, Vittorio, perché il Cosenza ha dimostrato anche contro il Trapani che addirittura potrebbe essere uno stimolo in più per raddoppiare le forze per battere gli avversari. Sì, anche perché diciamo che se l'altra squadra, quella che parte da favorita, diciamo, in virtù del miglior piazzamento in classifica, magari poi si culla troppo su questa possibilità di qualificarsi con 2 pareggi, poi magari sottovaluta l'avversario e commette degli errori. Abbiamo visto che praticamente la San Benedettese è stata l'unica squadra di quelle del turno precedente, di quelle che partivano appunto con questo piccolo, diciamo, punto di favore ad essersi qualificata. Quindi poi in fin dei conti non conta poi così tanto. Però ben venga Gianluca il fatto che anche il Catania in questo caso avrebbe 2 risultati su 3, no? Cioè anche un eventuale pareggio in casa e fuori casa darebbe alla squadra di Lucarelli la possibilità di passare il turno. Assolutamente sì. Meglio averlo che non averlo. No, però. meglio averlo, però è giusto non pensarci. Ecco, se deve essere un qualcosa che ti limita in campo, allora diventa un danno. Se invece giochi comunque 2 partite di grande spessore che finiscono entrambe in parità, va bene, hai questo vantaggio. Però pensarci troppo, secondo me, è un qualcosa che potrebbe danneggia. essere un'arma a doppio taglio. Sì. Ci dobbiamo fermare, abbiamo il nostro consueto break pubblicitario, tra poco rientreremo in studio e parleremo anche degli altri 2 incontri di playoff nazionale di Lega Pro. Audio Jungle.
l'evento più atteso del calcio dilettantistico siciliano. Vi aspettiamo giorno 1 giugno presso l'Auditorium Carlo Alberto Dalla Chiesa di San Gregorio di Catania. Tutto il calcio dilettantistico va in passerella con la quinta edizione dei Penalty Awards. Vi ricordiamo che l'intero evento sarà trasmesso da Gold 78, canale 78 del digitale terrestre, domenica 10 giugno, a partire dalle ore 19. Esclusivista per la Sicilia del marchio Mobil Fair. Infoline 336 9207 27. Giugno 2018, quinta edizione dei Penalty Awards. Il calcio dilettantistico va in passerella. Vi aspettiamo tutti presso l'Auditorium Carlo Alberto Dalla Chiesa di San Gregorio. Ancora una volta, in prima fila, il calcio dilettantistico siciliano. Eccoci rientrati in studio, amici di Penalty Play, tutti i pomeriggi tra le 14.30 e le 15.30. Oggi abbiamo messo da parte il digestivo e il caffè, anche perché insomma la redazione di Massport, qui presente oggi all'interno della nostra trasmissione, è giovane, quindi non può abusare neanche di alcol. Scherzo, Vittorio, chiaramente. Ma tu in questo caso cosa preferisci, caffè o digestivo? Il caffè. Il caffè. Lo so che insomma il caffè per te è basilare per andare avanti. Altrimenti non ce la facciamo. Perciò. Bene. Allora abbiamo capito che Cosenza e San Benedettese sarà uno incontro non di poco conto, e sicuramente insomma siamo curiosi al termine dei primi 90 minuti di sapere che cosa succederà a Cosenza, dove l'attesa cresce, perché abbiamo visto che addirittura ci sono state nella notte alcuni insomma non tafferugli, però insomma alcuni disturbi da parte di alcuni tifosi cosentini nei confronti della San Benedettese. Ettore, tra l'altro queste pillole, no, che stiamo dando quest'oggi le reputo anche molto intelligenti, perché ci permettono di cominciare a conoscere anche altre realtà. Ovviamente cerchiamo di non guardare troppo in là, perché ci sono questi 90 minuti oggi, poi ovviamente il ritorno, che meritano la massima attenzione, però già vedi l'ambiente San Benedettese, quanto entusiasmo ha, vedi anche quanto ci crede il Cosenza, insomma facciamo bene a capire subito che non ci siamo solo noi. E allora in questo caso ti faccio subito sentire l'allenatore della Robur Siena, perché potenzialmente, dico solo potenzialmente, potrebbe essere il prossimo avversario, e da più parti si può anche pensare che sia un po' una finale anticipata? Sicuramente sì, anche visto il piazzamento, sono due squadre, sia il Catania che il Siena, che sono arrivate secondi nei rispettivi gironi, tra l'altro con la possibilità che si è più volte manifestata di poter arrivare addirittura primi. Poi ovviamente lo sappiamo come è andata a finire, da una parte il Livorno e dall'altra il Lecce hanno avuto la meglio, quindi secondo me assolutamente sì, e sarebbe una finale anticipata. Vedremo cosa succederà. Sentiamo le parole di Michele Mignani, allenatore della Robur Siena. Sai, ognuno magari lo ha vissuto in maniera diversa da un altro. A me sotto certi aspetti è passato abbastanza veloce. Abbiamo dato un po' di riposo, poi ci siamo concentrati su quello che dovevamo fare, guardando quello che facevano gli altri. Da una parte c'è stato un momento di distensione dopo lo stress della parte finale del campionato, dall'altra parte l'attenzione a quello che succedeva e a preparare una partita importante che si gioca in 2 manche. Ma io credo che abbiamo tutti una voglia matta di giocare. Dovevamo per forza accettare il fatto che fino a quel giorno non sarebbe uscito quel nome, quindi da parte mia c'era la tranquillità di sapere che poi chiunque fosse toccato sarebbe stato un avversario all'altezza, perché chi arriva a questo punto del campionato ha sicuramente dei valori da esprimere.
e con la concentrazione e la consapevolezza di quello che abbiamo fatto noi fino ad oggi, di quello che siamo, quindi quello è la forza trainante per andare ad affrontare le partite. C'è equilibrio anche perché nel momento in cui ci sono 3 gironi in Lega Pro e non c'è confronto tra squadre di girone A, girone B e girone C durante il campionato, è anche difficile stilare delle graduatorie, delle classifiche sulle qualità delle squadre, per cui io penso che poi alla fine nell'arco di un campionato quelle che arrivano vicine alle prime posizioni sono poi quelle che hanno in un modo o nell'altro dato un rendimento costante. La Reggiana è una squadra forte, parlando nello specifico, una squadra che è stata costruita per lottare fino in fondo la vittoria del campionato insieme al Padova e ad altre, è una squadra che l'anno scorso ha fatto una semifinale, è arrivata alle Final Four e quindi è una squadra di valore che però ci deve essere ci deve dare uno stimolo in più. Quando affronti squadre di questo tipo si alza la tensione, si alza la voglia di giocare queste partite che sono le più belle da giocare. Io non giocherei mai le amichevoli, giocherei sempre partite di questo livello perché sono le più belle, perché ti trasmettono sensazioni importanti, perché nel momento in cui le prepari devi cercare di prepararle al meglio, sono stimoli costanti per la crescita di ognuno di noi e per mettersi di fronte a una sfida. La nostra forza deve essere la spensieratezza, la serenità, la voglia di lottare su ogni pallone come se fosse l'ultimo, ma sapendo che se rimaniamo uniti e se rimaniamo compatti si può ottenere qualcosa di importante. Se invece ci precludiamo col nervosismo, con l'ansia, la possibilità di giocarci la partita, probabilmente sbaglieremo. Il Siena che si giocherà la sua partita impegnativa, perché insomma per arrivare ad un eventuale incontro contro il Catania, insomma anche la sua non sarà certamente una partita facile a Reggio Emilia. No, non sarà una partita facile, anche se devo ammettere che forse la Reggiana è un avversario tra quelli che ci sono adesso, abbiamo visto anche un po' in difficoltà nella precedente partita, no? Con la Juve Stabia ho avuto modo di vedere proprio questa gara, non ho visto sinceramente una Reggiana nella massima espressione, alcuni giocatori acciaccati, alcuni infortuni, alcuni squalificati, insomma forse era la squadra migliore da affrontare in questo momento, anche se poi come dicevamo prima, gli episodi, 90 minuti può succedere di playoff, tutto. Sono playoff, gare, esatto. Partite, incontri, playoff. Come se fossero derby. Come se fossero derby, come se fosse quasi un mondiale, no? Perché tu alla fine potresti giocare dalle 5 alle 3 partite e quindi insomma avere anche necessità di una concentrazione continua per tutto il periodo. Ammettilo che sei già in clima mondiale. Guarda, non mi parlare dei mondiali, al pensiero che non ci sia l'Italia già mi fa stare male. L'importante è che vinciamo l'amichevole con l'Arabia Saudita. Sì, beh, guarda, proprio ieri abbiamo parlato anche della nazionale, non ne voglio parlare con voi infatti, perché fermiamoci mi amareggio. Invece sentiamoci l'intervista ad un altro giocatore della Robur Siena, parliamo di Alessio Cristiani. Siamo con Alessio Cristiani, ci proiettiamo alla sfida d'andata dei quarti di finale contro la Reggiana. Innanzitutto Alessio, come stai e come arrivi a questa sfida? No, abbastanza bene, dai, ho ripreso dall'infortunio, l'infortunio era alle spalle e mi sto allenando per trovare la condizione di prima partita. Senti, uno stop lungo, queste 3 settimane insomma, che ci hanno separato poi da questo match contro la Reggiana, ecco, forse a livello personale è stato meglio per recuperare, però insomma uno stop un po' strano, no? Se ci pensiamo. Ma sì, sicuramente per me è andata bene perché ho potuto recuperare al meglio l'infortunio, però dall'altra parte stare 20 giorni fermo non è facile, però mentalmente secondo me abbiamo ricaricato le pile e secondo me siamo pronti per affrontare questa sfida che non sarà facile, perché andiamo a affrontare una squadra come la Reggiana che ha dimostrato e è una buona squadra. Senti, questi playoff hanno riservato delle sorprese, forse perché davvero sono un campionato a parte, come spesso si dice. Sì, è un campionato a parte, playoff non c'entra nulla col campionato, vedi il Pisa che perde con la Viterbese oppure Alessandria che perde con la Fiora Piasono, è un campionato a parte, dipende tutto dall'aspetto mentale e fisico.
secondo me le squadre che arrivano meglio mentalmente possono davvero far bene. Senti, il Siena come ci arriva sotto entrambi i punti di vista, sia dal punto di vista fisico, si è lavorato molto in queste settimane, e dal punto di vista mentale? Ma secondo me dal punto di vista fisico bene, perché abbiamo avuto 20 giorni di recupero, abbiamo lavorato sia fisicamente e soprattutto mentalmente, perché alla fine del campionato eravamo un po' scarichi mentalmente, questo secondo me ci ha dato beneficio. E sulla Reggiana, insomma, hai parlato appunto dell'avversario, tra l'altro ci sono anche due tuoi ex compagni di squadra, no? Purtroppo uno da una parte, insomma, non ci sarà. Sì, è una buona squadra, conosco Cesarini che purtroppo non ci sarà perché ha avuto un brutto infortunio, e Altinier. Sono giocatori importanti per la categoria e comunque nel complessivo è una buona squadra, l'ha dimostrato. Se Reggiana-Siena sarà una partita quasi da terna, insomma, da risultato abbastanza ambiguo, chissà quale potrebbe essere il risultato tra Viterbese e Sud Tirol. Vittorio, tu che ne pensi di questo scontro? Viterbese che arriva comunque con una importante vittoria contro il Pisa, che ha permesso alla squadra appunto romana di passare giustamente il turno e affrontare questo Sud Tirol che è arrivato secondo nel suo girone, per cui insomma entra in scena dopo 24 giorni di stop. Sì, è arrivato secondo, però dopo, diciamo così, per combinazione, perché insomma nel girone B è stata una bella bagarre per il secondo o terzo posto, e quindi comunque è stato bravo, però ha avuto anche una componente fondamentale della fortuna. La Viterbese invece la vedo favorita in questa sfida, perché nel suo girone, che il girone A, ha avuto un rendimento costante, è andata certe volte anche a mettere in difficoltà quelle che erano le squadre di vertice. Si è giocata la finale di Coppa Italia con l'Alessandria, quindi secondo me ha qualcosa in più. Poi l'abbiamo detto sempre, i playoff sfuggono a ogni pronostico, però quantomeno sulla carta i laziali dovrebbero partire con qualcosa in più. Giocheranno la prima partita in casa e quindi vedremo cosa succederà questa sera contro il Sud Tirol, ma prima sentiamo anche naturalmente il mister del Sud Tirol, ovvero Paolo Zanetti. Siamo con mister Zanetti, mercoledì si comincia questa avventura playoff per il Sud Tirol, si va a Viterbo contro la Viterbese, cosa temi di più? Ma è una squadra sicuramente in palla, una squadra che ha vinto tutte e 4 le partite di questi playoff, è una squadra che ha ottime individualità soprattutto in fase offensiva, è una squadra che è assolutamente da rispettare. Comunque dal canto nostro siamo pronti e senza avere assolutamente timore di nessuno ci presentiamo a Viterbo per giocare una grande partita. Avete avuto diverse settimane per prepararvi a questo inizio, cosa ti aspetti quindi da questo Sud Tirol a Viterbo? Ma abbiamo avuto questi 25 giorni di riposo dove abbiamo potuto sicuramente ricaricare le pile. Ora si ritorna a fare sul serio, si ritorna a giocare. Questa settimana ho visto i ragazzi con la mentalità giusta, con lo spirito giusto, e mi aspetto di disputare una grande partita. È chiaro che si giocherà sulle 2 partite, quindi sarà solamente il primo tempo questa partita che andremo a giocare a Viterbo. Quanto credi quindi in questi playoff e ovviamente nella possibilità di vincere? Ma ci credo, come è giusto che sia. Credo che se non fosse così andremo a Viterbo a fare una gita, invece non sarà così. Noi crediamo molto nelle nostre possibilità, nelle nostre capacità. Abbiamo fatto un percorso straordinario che ci ha portato al secondo posto in un girone difficile, a differenza di come tante persone pensano, e quindi ci presentiamo con le nostre caratteristiche e con la voglia sicuramente di stupire ancora e di fare bene, cercando di arrivare prima di tutto in finale, perché credo che sia il primo step importante, dove incontreremo, se sarà, anche lì squadre superiori a noi sulla carta, però poi c'è sempre da dimostrarlo sul campo. Ecco, Sud Tirol al gran completo, l'unica assenza risulta quella di Gyasi. Quanto ci può penalizzare questa assenza? Ma è senza dubbio un'assenza importante, perché Gyasi è un giocatore fondamentale per la nostra economia del gioco, però ho Candellone che nelle ultime 3 partite ha fatto 3 gol, quindi è sicuramente un giocatore importante per la categoria, un giocatore che ora ha la possibilità di dimostrare tutto il suo valore, e quindi sono relativamente tranquillo.
piaciuto questo quadro completo dei playoff nazionali, così come ha detto giustamente Gianluca abbiamo un'idea anche completa delle altre squadre, degli altri avversari che potremo andare ad incontrare. Voglio ritornare a parlare della formazione perché mi volevi sottolineare un punto, la formazione del Catania che giocherà questa sera a Salò sulla bellissima sponda del lago di Garda. Eccola qua la formazione, diamo anche i riferimenti per il Feral Pisalò. Assolutamente sì, come avevo detto questo schieramento col 3-5-2, quindi modulo a specchio con quello del Catania, ci sono alcuni giocatori il cui nome diciamo, secondo me deve farci ricordare qualcosa, no? Per esempio Vito Francesco, un giocatore di grande esperienza lì a destra, se la dovrà vedere con Porcino probabilmente, così come Raffaello che ha esperienza anche in Serie B, là davanti giocatori che possono far male. Marchi penso se lo ricorda tutti, assolutamente anche sì. E Guerra è colui che ha fatto più gol quest'anno in questa categoria, 19 gol se non vado errato, quindi beh, io credo che insomma il terzetto difensivo in questo momento credo che sia il più affidabile da parte del Catania, cioè Lucarelli penso che abbia schierato veramente i tre che in questo momento sono di assoluto valore. Io ti vado un po' contro e ti dico che io avrei messo Tedeschi in questa difesa. Sì, probabilmente avrei fatto non rifiatare perché comunque i giocatori sono abbastanza carichi, forse avrei messo in stand by Aia per questa partita e avrei messo Tedeschi, ma sono punti di vista, diciamo che tuo punto di la vista. fisicità di Tedeschi poteva essere utile. Sentiamo anche quello di Vittorio. No, condivido sostanzialmente anche perché non lo condividere soltanto perché è il tuo direttore a Massport. Lo condivido anche perché Tedeschi ha giocato insieme a Blondet e al Cosenza formavano una coppia di sicura affidabilità, quindi in queste occasioni poteva essere una componente importante. Va bene, allora vedremo. Ovviamente facciamo il tifo per Aia, ci mancherebbe altro, assolutamente. Allora, siamo nella parte finale della nostra puntata, come tutti ben sanno venerdì ci sarà l'appuntamento con i Penalty Awards che si disputeranno, o meglio che verranno presentati nel contesto di San Gregorio all'Auditorium Carlo Alberto Dalla Chiesa, si svolgeranno a San Gregorio di Catania che è una ridente cittadina della provincia di Catania. Abbiamo una clip così per presentare la location dove appunto si svolgeranno questi ambiti premi del calcio dilettantistico. L'appuntamento dei Penalty Awards giorno 1 con ingresso gratuito presso l'Auditorium Carlo Alberto Dalla Chiesa con la premiazione del calcio dilettantistico categoria eccellenza, categoria promozione e prima categoria. Per quanto riguarda l'eccellenza e la promozione, le premiazioni riguarderanno chiaramente ruolo per ruolo, miglior portiere, difensore, centrocampista, attaccante, allenatore e dirigente, mentre per quanto riguarda la prima categoria
verranno premiati soltanto il miglior dirigente, il miglior allenatore e anche il miglior giocatore di tutti i 7 gironi di questa stagione. Sarà poi inserito chiaramente un evento con momenti di grande spettacolo. Niente, concedimi soltanto i complimenti per l'organizzazione, ho potuto seguire diciamo con te, ormai sei alla quinta edizione, quindi è diventato un evento che ormai su Catania è d'obbligo, Catania e non solo tra l'altro. Da tutta la Sicilia. Congratulazioni, grazie, ovviamente, grazie. anche se non ne hai bisogno però... Ma sai, i complimenti fanno sempre piacere, no? Soprattutto quando sono dettati da addetti ai lavori. Chiaramente sarai dei nostri, beh, questo non c'era bisogno che insomma lo ricordassimo. Dunque, siamo nella parte finale, volevo a questo punto concludere con i pronostici secchi. Voglio fare i pronostici secchi in questa puntata, non l'ho mai fatto, lo faccio in questa prima puntata. Inizio con Vittorio. Vai, così allora, la parola bollente per me. La prima parte la diamo bollente al nostro Vittorio. Risultato secco sul Catania a Salò. Secondo me un pareggio, 1-1. 1-1. Mentre per quanto riguarda la Viterbese con il Sud Tirol? Credo che vincerà la Viterbese, ti dico 2-0. Cosenza invece che giocherà contro la San Benedettese? Questa è una bella partita, potrebbe anche finire in pareggio, magari uno 0-0. 0-0. Sì. Mentre chiudendo Reggiana-Siena? Io credo che il Siena potrebbe andare a vincere a Reggio Emilia, quindi 1-0, 0-2, così. Insomma, non credo che siano tanto lontani da quelli che sono anche i due pensieri. Gianluca, pronostici secchi anche per te. Condivido, dico che secondo me il Cosenza può vincere in casa e il Catania ovviamente mi auguro che invece riesca a portare via più di un pareggio da questa trasferta, perché ne ha le capacità. Ovviamente ci sta che magari cerca un po' di smorzare, sì, chiaro. Però credo che si possa andare a vincere questa partita. Poi l'abbiamo detto tantissime volte, queste partite sfuggono ai pronostici. Voglio il pronostico secco sul Catania, voglio un risultato. Secco. Sì. 1-2. 1-2, quindi vittoria fuori casa. Reggiana invece contro il Siena? 0-2, cioè vince il Siena 2-0. Netta partita, 2-0. Secondo me il Siena ce la farà. Cosenza San Benedettese? 1-0. Per il Cosenza? 1-0 Cosenza. Quindi confermi la forza attuale del Cosenza? Secondo me sì, perché è una squadra che sa difendere bene, poi con questo tutino là davanti riesce a trovare gol anche con facilità, quindi secondo me 1-0 ci può anche stare. Forse il risultato più incerto potrebbe essere Viterbese Sud Tirol? È vero, è assolutamente vero, io sono d'accordo, è la partita più incerta, qui potrebbe veramente uscirci un pareggio secondo me. Bene, abbiamo quindi sondato anche attraverso i nostri opinionisti quelli che possono essere i risultati di questa sera, i 4 incontri di questa giornata di andata delle partite dei playoff nazionali. Le partite di ritorno si giocheranno mercoledì, tranne il Sud Tirol che anziché giocare alle 20:30 giocherà alle 18. Sì, quindi aspetteremo chiaramente anche soprattutto questo incontro mercoledì sera a Catania, dove si prevede grande affluenza, almeno le voci della caccia al biglietto sono già abbastanza continue e rumorosi. Assolutamente sì, e tra l'altro anche questo sarà un momento importante, no? Quante volte si è parlato di questo stadio pieno come variabile che in qualche modo va pieno, ma senza esagerare, perché se no rischiamo che poi magari qualcuno dice erano in troppi, appunto, abbiamo avuto paura. La battutina me la immaginavo da parte tua, io sono convinto che invece questa volta sarà un fattore positivo. Tra l'altro si dice già che la trasferta sarà aperta ai tifosi ovviamente della Feralpi Salò, quindi c'è un po' una polemica. Verranno in tanti. Vedremo quelli che verranno. Vabbè. Oggi sei molto ironico. No, nel senso buono. Salutiamo Vittorio San Giorgi con il suo bel debutto televisivo, grazie chiaramente al tuo direttore che insomma ti ha dato questa bella opportunità. Chiaramente festeggerai il tuo debutto oltre che a casa anche con noi, perché offrirai da bere, perché insomma generalmente c'è il debutto televisivo, quindi c'è il debutto anche al bar. Grazie a Vittorio San Giorgi, speriamo di rivederlo prestissimo anche con noi di Penalty Play.
Saluto e ringrazio anche naturalmente Gianluca Virgilito, con lui ci rivedremo mercoledì prossimo per l'ultima puntata della stagione. Eh sì, quindi sarà un grande appuntamento, grazie a te per questa opportunità, ancora complimenti, in bocca al lupo per questo evento dei Penalty Awards, io ovviamente come ho detto ci sarò, quindi buona giornata a tutti e grazie. Grazie dunque a Gianluca Virgilito, noi ci fermiamo qui, vogliamo ricordare che la puntata di domani e la puntata di venerdì insomma prevede un cambiamento nella scaletta, sia domani che venerdì ci saranno 2 appuntamenti speciali. Domani avrete modo di vedere per la prima volta in prima assoluta all'interno di Penalty Play il docufilm Non Sono Nero, che parla della cultura musicale e non solo di una Catania anni 80, mentre invece venerdì, proprio a ridosso dei Penalty Awards, che saranno di scena a San Gregorio alle ore 18, avrete invece la possibilità di rivedere, riconoscere soprattutto tutte le nomination degli atleti, dei dirigenti e degli addetti ai lavori che andranno a gareggiare per vincere i Penalty Awards 2018. Vi ringrazio per la puntata di oggi e chiaramente in regia il coordinamento tecnico di Giuseppe Giuffrida, oltre naturalmente alla regia di Andrea Salerno e Roberto Di Marco. Appuntamento domani alle ore 14:30 per la puntata speciale di Penalty Play. La vita è un soffio, corre come il vento, c'è un campo verde ed io non so spiegarti come. Il tempo vola, si vince o si perde, ma tu fremi e vuoi giocare. Mi insegni che la vita la posso amare anch'io, è la mia partita e so per chi ti fare amore mio. Vinci per me, tu che sai come fare, corri per me, tu che sai dove andare. Sei il campione della vita e se tutto è un campionato con la strada in salita non ci manca il fiato, perché vincere è la ragione per cui tu sei nato, perché vincere è la ragione per cui tu sei nato, perché vincere è la ragione per cui tu sei nato, perché vincere è la ragione per cui tu sei nato. Vinci per me, tu che sai come fare, perché vincere è la ragione per cui tu sei nato.